La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG di Prealpina.it. In apertura gli ultimi aggiornamenti sul progetto di riqualificazione dell'area ex Aermacchi a Varese. Nel pomeriggio è arrivato il via libera della soprintendenza. I particolari nel servizio realizzato da Barbara Zanetti. I lavori all'ex Aermacchi possono proseguire. L'incontro svoltosi a Milano alla soprintendenza oggi, mercoledì, ha avuto l'esito di una fumata bianca per il progetto di riqualificazione dell'ex Aermacchi di Varese. All'incontro erano presenti la proprietà, cioè Paolo Orrigoni con i tecnici di Tigros, il sindaco Davide Galimberti, l'assessore Andrea Civati e i dirigenti comunali e i referenti della soprintendenza, architetti Stolfi e Nessi. I dettagli progettuali presentati non hanno fatto emergere impedimenti da parte della sovrintendenza al progetto di riqualificazione. Nel rispetto dell'architettura dell'hangar si potranno infatti realizzare piscina e palestra. Nelle scorse settimane si era aperto il caso dell'ex Aermacchi dopo la richiesta di delucidazioni da parte della soprintendenza. Sul caso della riqualificazione del comparto di via San Vito si è consumato un acceso consiglio comunale dopo che Orrigoni aveva prospettato lo stop ai lavori. Sabato è apparso uno striscione dei residenti in via San Vito per favorire il proseguimento della riqualificazione dell'area e nelle ultime ore sono state raccolte 500 firme a sostegno della ripresa dei lavori. La cronaca, agenti della Polizia Locale aggrediti e feriti a Varese. È accaduto ieri sera in Piazza Repubblica. Un uomo ha reagito prima verbalmente e poi fisicamente a un controllo e alla fine è stato arrestato. Questa mattina in tribunale il processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto rinviando il dibattimento. L'intervento della Polizia Locale rientrava nell'ambito dei controlli per il rispetto dell'ordinanza per la prevenzione e il decoro urbano in alcune zone della città. Ancora cronaca, la tentata rapina di ieri a Lugano. È stato disposto l'arresto di 4 persone. I particolari nel servizio di Marco Croci. Proseguono le indagini sulla rapina sventata ieri mattina nel pieno centro di Lugano, dove 4 banditi hanno preso d'assalto un negozio di orologi in via Pessina. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, si tratta di un 46enne e di un 34enne che si sono dichiarati cittadini croati residenti in Croazia e di un 48enne e di un 34enne sedicenti cittadini serbi residenti in Serbia. Per tutti e 4 oggi è stato convalidato l'arresto. I magistrati ticinesi vogliono anche fare chiarezza sulla colluttazione avvenuta tra un bandito e un agente della cantonale, durante la quale è stato esploso un colpo di pistola. Sui social è diventato virale il video girato da alcuni residenti in cui si vedono quei momenti concitati durante i quali, per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Cambiamo argomento, è Maria Pierro, la nuova rettrice dell'Università dell'Insubria. Ha battuto in volata lo sfidante Mauro Ferrari nella votazione che ha visto la partecipazione di 782 aventi diritto. Pierro prenderà servizio ufficialmente il 1° novembre, il 31 ottobre infatti scade il mandato di Angelo Tagliabue. Il nuovo rettore, prima donna a guidare l'Ateneo Varesino, rimarrà in carica per 6 anni. L'intervista di Barbara Zanetti con immagini di Angelo Puricelli di Agenzia Blitz. Allora, professoressa Maria Cristina Pierro, nuova rettrice dell'Università dell'Insubria, continua l'onda rosa negli Atenei lombardi. Congratulazioni, ma sarà una notizia quando non sarà più una notizia questa onda rosa. Ormai forse non è più una notizia, perché ormai le colleghe lombarde sono già in 4, io mi vado ad aggiungere e sono sicura che collaboreremo per il bene e per il progresso naturalmente dell'università. E sono molto emozionata, sono molto felice soprattutto di questo importante consenso che mi è stato dato dalla comunità, da studenti, dai docenti e anche dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. Per me è un successo prima di tutto, un grande successo perché sono stata riconosciuta e sono stata apprezzata, è questo che mi hanno trasmesso, questo è il voto di oggi, mi è stato trasmesso. Il circo Greca Orfei è arrivato a Varese e la sua collocazione sta creando polemiche. Vediamo subito il servizio.
Tigri come vicini di casa? Accade alla Schieranna, dove è sbarcato il circo Greca Orfei. Rimarrà fino al 21 luglio ed è attendato non in Piazzale Roma come al solito, bensì in un'area privata sulla via Macchi. Risultato: tra le case a 2 passi dai giardini è comparso il tendone con le gabbie dei grandi felini vicino alle recinzioni. Non si avvertono cattivi odori, ma di notte si sentono ruggiti poco rassicuranti. La presenza dei felini non piace a chi stanno a cuore i diritti degli animali, non perché siano maltenuti, ma perché fa un po' effetto vedere questi grandi animali in gabbia, e c'è chi si domanda se sia ancora il caso all'alba del 2024. L'amministrazione precisa che il Comune di Varese, tramite i nuovi regolamenti, disincentiva l'impiego di animali non domestici come i grandi felini e altre categorie di animali esotici all'interno di circhi, spettacoli e strutture itineranti. E saranno effettuati dunque dei controlli, ma il circo è tranquillo perché è stato in tantissime città italiane dove è sempre stato sottoposto ai controlli e tutto è risultato regolare. Ci spostiamo a Gallarate. Il murale all'esterno della scuola Gadda Rosselli diventa un caso dopo la cancellazione voluta dall'amministrazione comunale. L'intervento a riguardo del capogruppo del PD, Giovanni Pignataro. 3 di luglio del 2024, siamo davanti alla scuola Gadda Rosselli. Questo dietro di me è il muro dei Gesuiti che, grazie all'intervento dell'amministrazione Cassani attraverso la commissione paesaggistica, ha visto la cancellazione del murales raffigurante una foresta che vi è qua dietro con gli animali e la sua imbiancatura. Ecco come compare adesso. Come sarà fra qualche mese? Probabilmente ve lo posso mostrare già subito, perché dove non è stato cancellato e non c'era il murales, il muro è questo, pieno di scritte e imbrattato. Questa è la Gallarate che vuole il sindaco Cassani, una Gallarate in cui non si può esprimere l'arte, la bellezza, tutto deve passare attraverso il suo insindacabile giudizio per poi mascherarsi dietro la burocrazia della commissione paesaggio. In realtà Gallarate avrebbe bisogno di più murales e meno degrado. Il nuovo sottopasso di Laveno Mombello ha superato il collaudo. Ci racconta tutto Massimiliano Martini. Esame superato per il nuovo sottopasso di Laveno. Il collaudo del monolite è stato effettuato con la posa sul solaio di alcune zavorre per un carico totale di 103 tonnellate e la struttura, fanno sapere dalla ditta esecutrice dei lavori, ha retto senza registrare alcun problema. Una prova seguita a distanza da numerosi curiosi, per la quale è stata utilizzata una grossa autogru, mentre le zavorre sono state trasportate a Laveno da 5 autoarticolati. Confermata la resistenza del monolite, che dovrà essere spinto sotto la linea ferroviaria Luino-Gallarate, prosegue ora la posa dei micropali. E a metà luglio sarà montato un ponte in acciaio lungo 20 metri in grado di sostenere i binari e il transito dei treni. Poi gli operai apriranno un tunnel per collocare i tiranti e alla fine di agosto si procederà con l'ultimo atto, la spinta del monolite sotto i binari. Il cantiere, che rivoluzionerà la viabilità, è dunque entrato nella fase cruciale. Quando il sottopasso sarà pronto, all'inizio del 2025, il passaggio a livello di Via Varese potrà essere definitivamente chiuso, come previsto dal progetto Alp Transit, e i veicoli in entrata e in uscita da Laveno potranno percorrere solo il tunnel che collegherà la SP 394 DIR con via Ceretti. Primo consiglio comunale a Uboldo dopo le recenti elezioni amministrative. Il servizio è stato realizzato da Stefano Di Maria con immagini di agenzia Blitz. L'insediamento del riconfermato sindaco di Uboldo Luigi Clerici è avvenuto all'insegna della memoria. Un minuto di silenzio per ricordare il sindaco Laura Prati di Cardano al Campo, che proprio il 2 luglio fu vittima di un agguato mortale, e Stefano Boi, esponente di Uboldo Civica, scomparso prematuramente proprio durante lo scrutinio delle schede elettorali. Visibilmente emozionato il primo cittadino mentre indossava la fascia tricolore per il giuramento sulla Costituzione. Ringraziati la famiglia e gli amici per il sostegno e l'incoraggiamento, ha detto di voler essere il sindaco di tutti, ben disposto al dialogo coi cittadini e con la minoranza in consiglio comunale. Ha quindi presentato la sua squadra. Laura Radrizzani è stata confermata vice sindaco con deleghe ai servizi alla famiglia, istruzione e cultura. A occuparsi di lavori pubblici, manutenzione e patrimonio sarà Ulderico Renoldi. Antonella Nesci si occuperà di politiche finanziarie e tributarie. Matteo Croci
Confermato a sicurezza, polizia locale, protezione civile e viabilità. Carlo Copreni resta il delegato all'ambiente e all'ecologia. Ed ora le anticipazioni riguardanti ciò che troverete sulla Prealpina domani in edicola e in edizione digitale. Ce ne parla il capo servizio Antonio Triveri. Buonasera, sarà una Prealpina particolarmente ricca di contenuti, quella di domani in edicola e in edizione digitale online. Ci occuperemo del clamoroso attacco dell'esponente storico della destra bustocca Checco Lattuada alla premier Giorgia Meloni, l'accusa di ipocrisia e il richiamo alle radici fasciste. Poi spazio al processo per diffamazione a carico di un uomo che in un'intervista alle Iene aveva accusato il fratello di essere pedofilo. Riflettori anche sull'emergenza medici di base in Lombardia. La criticità viene rilanciata dal consigliere regionale Astuti che chiede interventi. Focus poi sui data center concentrati nel milanese e impegnati nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Infine, ampio servizio sul caso dell'ippodromo di Varese. In ritardo i lavori per renderlo agibile per le corse entro le scadenze utili a salvare la stagione estiva. Grazie Antonio, grazie a voi per aver seguito il DG di Prealpina.it che tornerà domani alle 19. Buona serata.